Un 45enne di Bolzano travolto nella notte a Montebelluna da un'auto. Il conducente non si ferma a prestare soccorso. Le forze dell'ordine sulle sue tracce. Nella Marca raffica di incidenti, 8 feriti. Strage del bus di Mestre, oggi la super perizia con l'ingegner Migliorino che si occupò anche del Ponte Morandi, prima sul cavalcavia dove si è alzato anche un drone in volo, poi dove è custodito il mezzo. Crack Veneto Banca, chiuse formalmente le indagini del terzo filone dell'inchiesta, 12 gli indagati per bancarotta fraudolenta, tra loro Consoli e Trinca. L'omicidio di Anica Panfile, ritrovata cadavere lungo il Piave. La giovane mamma di 4 figli potrebbe essere morta non per annegamento ma per soffocamento. Scossa di terremoto con epicentro a Ceneselli in provincia di Rovigo, poco prima delle 16 la terra ha tremato da Trieste a Bologna passando per Treviso. Treviso, arresto cardiaco al bar, 63enne rianimato dalla barista e da un passante che, guidati al telefono dall'operatore del 118, si sono alternati nel praticare il massaggio cardiaco. A Sospirolo nel Bellunese, SUV con a bordo papà e figlia, centra un cervo spuntato all'improvviso, la bambina all'ospedale in stato di shock. A Mogliano sabato Shell Shapiro, icona della musica italiana e internazionale che compie 80 anni, l'appuntamento alle 21 alla Story, biglietti quasi esauriti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, con la caccia al pirata della strada che nella notte a Montebelluna in via Bassanese ha travolto un uomo di 45 anni. Sulle sue tracce le forze dell'ordine, ma è stata una nottata dove si sono registrati tantissimi incidenti in tutta la Marca trevigiana, 8 i feriti. Le autorità competenti stanno svolgendo le loro indagini, non escludo che il responsabile venga individuato entro breve. Potrebbe avere le ore contate il pirata della strada che ha investito un pedone lungo via Bassanese e poi si è allontanato senza fermarsi e prestare soccorso. L'incidente è avvenuto a Montebelluna poco prima delle 3 del mattino. La vettura ha travolto un 45enne residente a Bolzano che camminava a bordo strada assieme al fratello e un amico. Una strada questa già teatro pochi giorni fa del terribile schianto tra un furgone e una corriera MOM con 2 vittime. Il 45enne è stato soccorso dall'ambulanza del SUAM e ricoverato presso l'ospedale di Montebelluna. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini a cura del nucleo radiomobile della compagnia di Montebelluna, l'amarezza del sindaco Adalberto Bordin. Ammesso che per le persone pecchino di senso civico, e questo sinceramente non me lo so spiegare, almeno abbiano il buon senso di pensare che esistono le telecamere. A pochi chilometri dal centro di Montebelluna, nei pressi di un incrocio, altro incidente fra 2 auto. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale. Mi sono riguardato un po' di dati del primo semestre degli incidenti avvenuti nella Marca trevigiana. Sicuramente sono dati allarmanti, sono dati che fanno riflettere. Una nottata davvero difficile, numerosi gli incidenti accaduti nella Marca con 8 feriti complessivi tra Casier, Altivolo e Treviso e appunto Montebelluna. In via Oriole a Casier un'auto è finita fuori strada rovesciandosi su un fianco, feriti conducente e un passeggero. In via Mura ad Altivole altri 2 feriti nello schianto tra 2 mezzi, uno dei quali è finito fuori strada. A Porte a Calvi a Treviso a tarda ora una donna ha perso il controllo dell'auto finendo contro un albero e rimanendo ferita. A Ormelle infine scontro fra 2 auto, uno dei 2 guidatori è stato elitrasportato a Treviso, l'altro automobilista portato in ambulanza a Oderzo. Rimaniamo sulle strade del Veneto, andiamo a Mestre per la strage del bus. Oggi la super perizia con l'ingegner Migliorino, prima sul cavalcavia dove si è alzato in volo anche un drone, poi dove è custodito il mezzo. Cavalcavia chiuso al traffico per ore, oggi il giorno del super perito, l'ingegner Migliorino che vediamo proprio lì sul punto in cui la sera del 3 ottobre il pullman guidato da Rizzotto è precipitato di sotto. Quella di Migliorino, il funzionario del Ministero dei Trasporti definito il mastino per le analisi sullo stato del ponte Morandi, incaricato dalla Procura, è la perizia più attesa nelle indagini sulla strage del bus.
Presenti la PM Laura Cameli, titolare del fascicolo, i periti delle parti civili, i legali e i periti di parte dei 3 indagati, l'amministratore delegato della linea, Fiorese, e i 2 dirigenti del comune di Bussolo e Cesaro. Al momento, come ribadito dal procuratore Cherchi, nessun altro è iscritto nel registro degli indagati. Per i rilievi e le misurazioni, Migliorino si è avvalso di un drone che è stato fatto sorvolare lungo il tratto da cui è precipitato il bus. Sono stati misurati poi ringhiere e guardrail, soprattutto i 27 punti toccati dal mezzo prima di precipitare. La viabilità sul cavalcavia è stata interrotta dalle 13 alle 16 come da ordinanza comunale. Una volta terminate le analisi sul cavalcavia verso le 16, l'ingegner Migliorino e i vari tecnici si sono spostati a esaminare il bus all'ex mercato ortofrutticolo di Via Torino a Mestre, dove era stato portato all'indomani dell'incidente. Qui sono state scattate numerose fotografie. Il 9 novembre è in programma la seconda parte di verifiche. Intanto si attendono anche gli esiti delle varie perizie e dell'autopsia eseguita sul corpo di Rizzotto. I primi accertamenti non hanno riscontrato anomalie, per questo si attendono gli esami più approfonditi eseguiti sul cuore dell'autista quarantenne. Questa dunque è la cronaca della giornata di Ilaria Marchiori con le immagini di Francesca Pezzo, e noi adesso proseguiamo con la cronaca giudiziaria. Il crack Veneto Banca, sono state chiuse formalmente le indagini del terzo filone dell'inchiesta. Questa volta si parla di bancarotta fraudolenta. Tra i 12 indagati stavolta per bancarotta fraudolenta ci sono ancora loro, Vincenzo Consoli e Flavio Trinca, questi 2 nomi più altisonanti del terzo filone d'inchiesta sul crack Veneto Banca. I PM trevigiani Massimo De Bortoli e Gabriella Cama hanno chiuso le indagini pochi giorni fa. L'accusa è che attraverso l'erogazione di prestiti a soggetti potenzialmente insolventi siano stati dissipati 320 milioni di euro, finanziamenti concessi a una ventina di società tra l'inizio del 2000 fino al crack, per cui venivano presentate garanzie sovrastimate dalla stessa banca per concedere il via libera. Mera speculazione immobiliare, l'ipotesi portante, con Consoli, ex amministratore delegato del Fu Colosso Montebellunese, e Trinca, ex presidente. Ci sono diversi dirigenti, funzionari e consulenti dell'istituto, nessun consigliere però del CDA. Non ci sono le prove che fossero a conoscenza delle operazioni. Secondo il procuratore De Bortoli, sempre convinto che in Veneto Banca non si muovesse foglia senza che Consoli ne fosse perlomeno informato, il famoso uomo solo o quasi al comando. Consoli finora è stato condannato a 3 anni per ostacolo alla vigilanza, mentre il processo che lo vede imputato per truffa si avvia verso la prescrizione. Le parti civili restano fiduciose. Io confido seriamente sulla possibilità che il primo troncone, quello a carico solo del solo ragionier Consoli, arrivi a sentenza definitiva prima della prescrizione. E analoga considerazione mi viene da fare per il processo penale a carico, dico, della società di revisione. In realtà imputata è il capo revisione, ma la società di revisione PwC è presente come responsabile civile. Ma si attende anche la declaratoria definitiva dello stato di insolvenza, procedura che lo stesso Fadalti rivendica e che di fatto è alla base dell'intero impianto accusatorio. Parliamoci chiaro, l'iniziativa è stata soltanto nostra. Il pubblico ministero l'ha coltivata, ma l'abbiamo intrapresa noi, con una sorprendente opposizione dei commissari liquidatori. La pronuncia della Cassazione è attesa per fine novembre, con delle conseguenze pratiche. Se al 31 dicembre 2013 la banca era già insolvente, avrebbe dovuto fermarsi allora. Invece di proseguire l'attività, fare un aumento di capitale nel 2014 e approvare i bilanci successivi, ha voluto dire approvare bilanci ideologicamente falsi. Dopo il falso allarme bomba di ieri mattina che ha portato all'evacuazione del Tribunale di Treviso, un'altra telefonata anonima ieri pomeriggio annunciava la presenza di esplosivo nel Palazzo di Giustizia trevigiano. Questa volta però l'autore della chiamata è stato subito individuato dalle forze dell'ordine. Si tratta di un pregiudicato che sarà ora denunciato per procurato allarme. E torniamo anche sull'inseguimento di ieri a Casale sul Sile. Pensate che il ladro arrestato dai carabinieri era ricercato dal 2020, ma ci racconta tutto Daniela Sizia.
Ha fornito l'identità di un rumeno, un finto alias, il 28enne arrestato l'altra sera dai carabinieri dopo il roccambolesco inseguimento terminato con un incidente che ha causato 2 feriti, un uomo ed una donna che viaggiavano a bordo di una Fiat 500. Si tratta di un cittadino albanese ricercato dal 2020. Aveva a suo carico un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna. Da allora il malvivente si era reso irreperibile. Deve scontare una pena complessiva di 5 anni, 9 mesi e 4 giorni di reclusione in esito a plurime sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dai tribunali di Verona, La Spezia, Parma e Bologna per furti in abitazione, ricettazione, resistenza e violenza pubblica ufficiale e violazione del testo unico sull'immigrazione consumati nell'arco temporale fra il 2014 e il 2017. Il 28enne portato in carcere a Treviso rimarrà in cella. Serrate le indagini per identificare il complice che è riuscito a fuggire dopo l'incidente e dopo aver superonato l'auto dei militari dell'Arma. La macchina utilizzata dai 2 ladri non risulta rubata, ma di proprietà di un cittadino italiano sul quale sono in corso accertamenti. In uno zaino lasciato nella vettura è stato trovato di tutto, dagli arnesi da scasso, guanti, berrettini, scaldacollo utilizzato per nascondere il volto nei colpi, ed ancora è stato recuperato dai carabinieri un sacchetto con diversi monili fra catenini e ciondoli ed un fermacravatte in oro. Si tratta della rifurtiva di un furto messo a segno solo mezz'ora prima dell'incidente a Casiar di Dosson. I 2 ladri avevano fatto irruzione in un'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari ed avevano fatto razzia di tutto. Il bottino recuperato dai militari dell'Arma è stato già restituito alla famiglia. Ora le indagini dei carabinieri per verificare gli altri colpi tentati o messi a segno tra Roncade, Casier e Casale dai 2 ladri. L'omicidio di Anica Panfile, la 31enne trovata morta su un'ansa del Piave nel maggio scorso a Spresiano, potrebbe essere morta per soffocamento. Sarebbero state riscontrate delle microlesioni sulle labbra di Anica Panfile, la 31enne rumena, trovata morta sul Piave lo scorso 21 maggio. Questo potrebbe far pensare che la donna sia stata soffocata. Si tratta di una delle ipotesi che gli inquirenti stanno vagliando. Un giallo che deve essere ancora risolto. La 31enne sarebbe stata uccisa il giorno precedente il ritrovamento del corpo, forse tramortita, con un corpo contundente e poi finita dall'assassino che le avrebbe impedito di respirare. Intanto sarebbe arrivata sul tavolo dei magistrati la relazione delle analisi condotte dai carabinieri del RIS di Parma. Manca l'esito degli accertamenti eseguiti dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli. Solo dopo l'esito di queste indagini si potrà capire come Anica sia morta. L'unica certezza è che nei polmoni non è stata trovata traccia di acqua, il che confermerebbe che la 31enne è stata gettata nel fiume già priva di vita. Tante domande che attendono da maggio una risposta. Unico indagato per la morte di Anica, Franco Battagia, ex datore di lavoro e che aveva incontrato la donna il giorno prima di morire per la consegna di alcuni documenti fiscali. Da quel giorno di Anica si sono perse le tracce fino alla mattina del 21 maggio. Ed è stato trovato senza vita in una camera d'albergo dell'hotel Città di Conegliano in via Parrilla un 32enne veneziano. L'ipotesi più plausibile è che sia deceduto in seguito a un'overdose. Saranno comunque gli esami tossicologici che verranno svolti nei prossimi giorni a stabilire l'esatta causa del decesso. A dare l'allarme è stato il personale della struttura alberghiera che ha immediatamente chiamato i carabinieri della compagnia di Conegliano e i sanitari del SUEM 118. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Conegliano in attesa dell'autopsia che è già stata disposta dalla Procura della Repubblica di Treviso. Per la cronaca giudiziaria, sempre per la cronaca giudiziaria, si è tenuta oggi l'udienza del processo a Moira Ferrari, direttrice della società sportiva Gymnasium di Treviso e coach a livello nazionale di ginnastica ritmica, accusata di aver dato uno schiaffo a un atleta durante un allenamento. La decisione presa dal giudice chiamato a esprimersi sul caso prevede che tutte le persone chiamate a deporre dalla parte civile saranno ascoltate, tra queste anche alcune ginnaste che si erano espresse in modo critico sui duri metodi adottati da Ferrari durante gli allenamenti, sostenendo come la violenza fosse un sistema e che quindi quello della giovane non sia stato un fatto isolato. Il caso era emerso nel gennaio scorso, mentre i fatti risalirebbero al 2017. La direttrice della società si è sempre difesa sostenendo che sia stato adottato un metodo severo per affermare concetti di autodisciplina e massima attenzione nell'esecuzione degli esercizi, ma negando
evitando sempre il ricorso alla violenza. Il processo è stato aggiornato al 4 marzo del 2024. Andiamo adesso a San Trovaso di Preganziol per un'aggressione shock. Fronteggiato da una banda di ragazzi che hanno cercato di bloccarlo mentre percorreva in bici il sottopasso ciclopedonale di via Franchetti a San Trovaso. Paura lunedì poco prima delle 19 per un 60enne residente nel centro della frazione di Preganziol che in sella alla sua bicicletta si stava recando in farmacia. Mentre percorreva il sottopasso un gruppo di giovani gli ha bloccato la strada gridando parolacce e chiedendo 5 euro per consentirgli di passare. L'uomo non si è fatto prendere dal panico. Arrivavo veloce anche perché ero appena uscito dalla discesa del sottopasso, ci ha raccontato, ed ho accelerato pedalando il più forte che potevo. Così il 60enne è riuscito a passare tra i ragazzi che hanno cercato, per fortuna senza riuscirvi, di fermarlo afferrandolo per un braccio e tirando calci alle gambe e alla bici. Una volta arrivato dall'altra parte della ferrovia, l'uomo ha subito chiamato i carabinieri, ma all'arrivo dei militari la banda era scappata. La notizia si è subito diffusa in paese, anche nella chat di controllo di vicinato, ed ora a San Trovaso serpeggia la paura. Sicuramente spaventa questo, perché è un paesino e non immaginavo sicuramente che succedesse qua. Io lo faccio tutti i giorni, più volte al giorno con bambini, quindi sì, la paura c'è. C'è da aver paura e soprattutto alla sera sembra di essere, non c'è nessuno fuori, è proprio da aver paura. Ogni giorno passiamo, quindi insomma ci fa un po' paura, sì. Bande di giovanissimi bulli che imperversano in tutta la Marca. Episodi simili si sono verificati di recente a Treviso come a Castelfranco. Di fatto gravissimo parla il sindaco di Preganziol, Paolo Galeano. La condotta di questi ragazzi è inaccettabile. Subito sono intervenute le forze dell'ordine con i carabinieri, hanno fatto poi un verbale di quanto successo e dal verbale stesso emergono alcuni elementi. Dettagli che presto potrebbero portare all'identificazione dei componenti la banda, che sarebbe composta da ragazzi giunti a San Trovaso da altri comuni. I giovani non sono gli stessi che la scorsa settimana hanno messo a segno altri atti vandalici a Preganziol. Parliamo di furti, reati contro il patrimonio. Come sapete, il momento, questo particolare momento dell'anno è critico. Per questo c'è stato un incontro al comando della Polizia Locale di Treviso tra il comandante Andrea Gallo e il fondatore di Furti in Corso Cristian Demma per avviare uno scambio di informazioni. Reciproca conoscenza con l'obiettivo di creare una collaborazione attraverso lo scambio di informazioni per creare una rete territoriale che andrà ad aggiungersi al controllo di vicinato. Incontro al comando di Polizia Locale di Treviso tra il comandante Andrea Gallo ed il fondatore di Furti in Corso, gruppo Facebook con 20.000 iscritti, da anni attivi nella segnalazione dei furti in abitazione. E oggi abbiamo iniziato a trovare il punto di incontro, quindi una collaborazione su segnalazioni, quindi conoscendo che abbiamo un bacino di 20.000 persone che segnalano puntualmente tutti i giorni i furti che ci sono, creare una mappatura da loro con noi dei furti e quindi iniziare questa situazione che porterà sicuro a un qualcosa di molto buono. La prima videosorveglianza del territorio è quella degli occhi dei cittadini e a Furti in Corso arrivano molte segnalazioni. Quelle che vengono pubblicate, che sono segnalazioni ovviamente poi certe e constatate con carabinieri, polizia e denunce, ce ne sono ormai dalle 3-4 al giorno. Quelle poi che arrivano a me la sera, che magari tanta gente non vuole far sapere che ha ricevuto visite indesiderate, sono quasi altrettante, se non fosse di più, quelle non segnalate nel gruppo. Però sta diventando una situazione estremamente di emergenza. Vediamo, la settimana scorsa hanno preso di mira alle 7:30 negozi che sono, appartamenti che sono sopra negozi storici nei centri e oltretutto sappiamo che fra poco cambierà l'ora e la cosa diventerà sicuramente più devastante. Vi raccontiamo adesso una storia a lieto fine, un arresto cardiaco al bar con un 63enne rianimato dalla barista e da un passante. È successo a Treviso. Si è sentito male improvvisamente senza nessun preavviso di star male, perché non respirava, il cuore non le batteva. Gli occhi lucidi, l'emozione ancora fortissima nella voce di Ruslana, barista del locale Al Tempo Perso sul Terraglio a Treviso. È stata lei, assieme ad un altro avventore, a salvare la vita ad un 63enne colto da arresto cardiaco mentre era seduto all'esterno del locale. Ho chiesto subito alla ragazza titolare della gelteria di chiamare pronto soccorso.
e poi con quell'amico che è venuto abbiamo cominciato a tirare per terra per soccorrerlo perché non faceva nessun segno di vita. E niente, dopo ho cominciato il soccorso. Lunghi, interminabili minuti di massaggio cardiaco guidati al telefono dall'operatore del 118 che passo passo spiegava loro cosa fare in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Dopo un po' è passato anche un signore, un passante, che mi ha dato una mano perché ero già sfinita e lui ha cominciato un bel lavoro, insomma, di spingerle bene. E anche il ragazzo di pronto soccorso al telefono ci dava una mano, diceva cosa bisogna fare, che era viva voce, abbiamo sentito tutti e l'abbiamo fatto tutti quelli che si poteva. La catena del soccorso ha funzionato, le manovre rianimatorie messe in atto nel bar hanno consentito a tenere in vita il 63enne fino all'arrivo dei soccorritori che con il defibrillatore hanno fatto ripartire il cuore. Hanno fatto la scossa per battere il cuore perché il suo cuore non batteva, però dal primo colpo l'hanno riuscito a riprenderlo in vita. Che effetto le fa sapere che almeno una chance gliel'avete data? Non lo so, a me basta che vivo. I temi dell'amministrazione ci portano a Genova, dove è in corso l'Assemblea Nazionale dell'ANCI, l'associazione dei comuni che, come sapete, in Veneto è presieduta dal sindaco di Treviso Mario Conte. Conte che oggi è intervenuto in tema di infrastrutture e di area vasta. Tanti sindaci che arrivano da sud, da nord, da est e da ovest, ma tutti uniti da un unico grande obiettivo, che è quello di servire al meglio le nostre comunità e quello di gestire al meglio le risorse che i nostri cittadini ci mettono a disposizione. A Genova è entrata nel vivo la 40ª Assemblea Nazionale dell'ANCI, aperta nella prima giornata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Hanno ribadito l'importanza del ruolo dei sindaci nelle comunità in un periodo storico particolarmente complicato per i nostri cittadini, ma anche ricco di grandi opportunità, unica su tutte il PNRR. I fronti aperti sono molti e si proseguirà a discuterne nella 3 giorni dedicata ai comuni. Ovviamente questo è anche un momento dove i sindaci d'Italia si confrontano sulle criticità che quotidianamente incontriamo nel servire la nostra comunità, dalla mancanza di personale alle incertezze sul trasferimento dei fondi, alle complicazioni da un punto di vista normativo, e quindi ognuno di noi porta la sua testimonianza, porta delle buone pratiche da poter condividere. Da presidente dell'ANCI Veneto, il sindaco di Treviso Mario Conte ha partecipato al panel incentrato sulle infrastrutture a cui sono intervenuti enti, aziende e il ministro Matteo Salvini. I sindaci non devono più guardare a cosa hanno ereditato, ma a cosa lasceranno in eredità, ha detto Conte, con un approccio dall'orizzonte ampio. Consente di ragionare da area vasta e non da singolo comune, di uscire dai limiti dei confini comunali e ragionare come un'unica grande comunità. Dobbiamo far rete, dobbiamo condividere, dobbiamo cominciare a ragionare davvero oltre i confini e oltre gli schemi. Cordoglio nel mondo vitivinicolo per la morte di uno dei decani del settore, Antonio Facchin, scomparso all'età di 96 anni lasciando la moglie Anna, i figli Giusi, Giuseppe e Angelo e numerosi nipoti. Si è spento nella serata di ieri. I funerali si svolgeranno venerdì alle 15 nella chiesa di San Paolo a San Polo di Piave. Facchin era il decano dell'azienda fondata da un altro Antonio nel 1870, diventando uno dei simboli della produzione trevigiana, dai rossi del Piave al Prosecco. Nella settimana del 5° anniversario della tempesta Vaia è entrata in funzione, dopo le forti piogge dei giorni scorsi, la cassa di laminazione sul Muson dei Sassi. Siamo sul territorio di Riese, Pio X e Fonte. L'assessore Bottaccin: senza quell'intervento oggi quella zona sarebbe stata sott'acqua. Il Muson dei Sassi è cresciuto molto rapidamente nel suo livello e nella sua portata, e quindi è stata aperta la cassa di espansione, che è stata realizzata a monte di Castelfranco, ovviamente, e perché le casse di espansione vengono fatte a monte per preservare tutto ciò che c'è a valle, e questo ha consentito di evitare che Castelfranco finisse sott'acqua. Sono entrate in funzione per la prima volta le casse di laminazione del Muson dei Sassi tra Riese, Pio X e Fonte. Dopo le recenti e abbondanti piogge, il Muson, canale a regime torrentizio, ha raggiunto i 2,3 metri
30, altezza che ha fatto scattare lo stato di attenzione, e la Regione, tramite il Genio Civile, ha deciso di mettere in funzione la cassa di espansione. Era arrivata un'allerta muson. Il muson ha una caratteristica, è un torrente che sale molto velocemente. L'intervento della cassa di espansione ha fatto in modo tale che insomma non sia successo niente. Non era ancora collaudata. Significa che si usano poco, però nel momento in cui servono, se ci sono alcuni drammi, non li viviamo più. Opera da oltre 18 milioni di euro, realizzata dalla Regione Veneto per mettere in sicurezza i territori rivieraschi e che rientra nel piano di interventi messo a punto dopo l'alluvione del 2010. A commentare l'entrata in funzione delle casse di laminazione anche il presidente Luca Zaia, che esprime la sua soddisfazione ricordando che opere come questa dimostrano come l'impegno per la sicurezza idrogeologica dei territori da parte della Regione non si ferma. Sono opere assolutamente importanti, fondamentali. Noi ne abbiamo avviate fra progettazione e realizzazione, alcune sono in corso di realizzazione, alcune sono già terminate come appunto questa, 23 in tutto il Veneto. L'obiettivo è quello di garantire una maggior sicurezza ai cittadini. La loro efficacia è dimostrata. Oggi siamo all'asciutto. Noi adesso andiamo in pubblicità fra poco. Bentornati in diretta. Il terremoto, in tanti lo hanno sentito oggi pomeriggio verso le 15:45 con epicentro Ceneselli, comune della provincia di Rovigo. La scossa è stata forte, 4.2, è l'epicentro per l'appunto nel paese rodigino. Fortunatamente non ci sono stati danni, non ci sono stati feriti, solo tanta paura. La scossa è stata avvertita un po' in tutto il nord-est fino a Trieste. Ero in ufficio e ho sentito bene la scossa, sono subito scesa in strada con un mio collega, ha raccontato anche all'ANSA Angela Gazzi, sindaco di Ceneselli, e appunto dice ho la conferma che non è successo nulla, solo tanta apprensione, e così si esprimono anche i vigili del fuoco. Ci sono state delle chiamate, ma solo per chiedere di fatto delle informazioni. Si è spenta a 100 anni Artes Monticelli Rasponi, insegnante di matematica al Collegio Pio X di Borgo Cavour per 40 anni. Tra i suoi allievi più illustri il cantautore Lucio Dalla, che la definiva la sola professoressa che era riuscita a fargli imparare qualcosa di matematica. Aveva festeggiato il secolo di vita lo scorso gennaio, la sua famiglia originaria di Rimini si era trasferita poi a Treviso negli anni 40. Amica di Federico Fellini e della moglie Giulietta Masina, lascia il figlio Stefano, i nipoti e i pronipoti. I funerali lunedì 30 ottobre alle 15 nella chiesa di Sant'Agnese. Insomma, un pezzo importante di storia trevigiana. E noi rimaniamo in qualche modo a parlare di musica, ma parliamo ovviamente di un vero e proprio mito vivente, Shel Shapiro, che sabato sera si esibirà alla Story di Mogliano Veneto, biglietti quasi esauriti, ma lui rivolge un invito a tutti i telespettatori di Antenna 3. Buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3, ecco, sono Shel Shapiro e sono qui per dirvi che sabato sera a Mogliano Veneto, al Teatro Story, alle 9 di sera faremo un grande concerto, secondo me molto divertente, per celebrare un po' gli anni 60, un po' i miei 60 anni di carriera, con un gruppo bellissimo di bravissimi musicisti, è una storia molto bella, e quindi ecco, sono qui per dirvi questo. La scaletta è un misto di tutto, c'è un po' tutto un mondo, è il mondo mio di questa vita, insomma. Sabato 28, Teatro Story, Mogliano Veneto, dai, venite così ci divertiamo un po', cantate anche voi, perché è necessario che che io vi sfrutto, ecco, bisogna che voi cantate, venite, vi aspetto, abbracci, ciao.
E a proposito di grande musica, boom di presenza a Gaiarine, nei 2 weekend di apertura della mostra La natura canta con il cuore, una collezione di quadri e manoscritti che Augusto Daolio, fondatore con Beppe Carletti del gruppo musicale dei Nomadi, ha lasciato. L'obiettivo non è raccontare i visitatori, commenta il sindaco Diego Zanchetta, ma vedere più di 1000 persone curiose a rendere omaggio al leggendario Augusto è stata una bella soddisfazione. La mostra chiuderà domenica alle 16, ma sarà ancora possibile visitarla venerdì dalle 20 alle 22, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 22. Così dunque l'omaggio a Augusto Daolio di Gaiarine. E noi adesso andiamo a Belluno. In primo piano inevitabilmente il caos, i veleni all'indomani della riunione del CDA della Fondazione Milano-Cortina, con un duello tra Luca Zaia e Giovanni Malagò, così riferiscono le cronache. Va in pressing il Partito Democratico sia a livello regionale che nazionale. Si chiede a Zaia e al ministro Abodi di riferire in aula, in Consiglio regionale e in Parlamento. Non è che dico io che è colpa di Zaia, siccome Zaia è quello che fin dall'inizio ha detto che era merito suo se le Olimpiadi si facevano, non è che può essere merito tuo se si fanno, è colpa di un altro se poi non si fanno. È una questione di responsabilità. Va all'attacco il Partito Democratico regionale nei giorni in cui sul progetto della pista da bob di Cortina sta calando il sipario, mentre si sta alzando un polverone di ripicche e polemiche, un tutti contro tutti con i Dem che chiedono allo stesso Zaia di relazionare in aula a Palazzo Ferrofini, cominciando dai conti. Noi vorremmo sapere qualcosa, nel senso che il presidente Zaia, che pure dell'evento olimpico ha fatto una bandiera per se stesso, non ha mai coinvolto il Consiglio regionale per informarci su cosa stava avvenendo, quali decisioni erano state assunte, qual era lo stato di avanzamento del lavoro. O meglio, ci ha chiesto soltanto una volta cosa ne pensavamo quando ha chiesto al Consiglio regionale di l'autorizzazione per 85 milioni di debito. Da allora noi Zaia non l'abbiamo più visto. Ma i Dem sono in pressing anche a Roma, dove hanno chiesto al ministro allo sport Abodi di riferire in Parlamento. La questione dell'arresto riguarda l'intero sistema paese, soprattutto all'indomani della fumata nera registrata nel corso del CDA della Fondazione Olimpica. Insomma, non si sa ancora dove finiranno le gare di slittino, bob, skeleton, 30 medaglie in tutto. Malagò lunedì a Vicenza aveva lasciato intendere di aver pronto un coniglio dal cilindro, ma quel coniglio ancora non si è visto, con Zaia che durante una riunione infuocata lo avrebbe definito un criceto. È davvero surreale il battibecco tra Malagò e Zaia. Qui non si tratta di criceti o di conigli, ma si tratta di istituzioni che dovrebbero fare fino in fondo il proprio dovere, che rischiano invece di aver perso il senso delle realtà, non avendo visto la complessità dei problemi presenti. La cronaca, tragedia sfiorata a Sospirolo, ancora una volta un incidente provocato da un ungulato. Sono passati solo 7 giorni dal terribile incidente stradale in cui è stato coinvolto un ungulato e che è costato la vita al 35enne Manuel Favaro, e la cronaca ha rischiato di ripetersi nuovamente questa mattina. Attorno alle 8, infatti, nel tratto della strada provinciale 2 che collega la frazione di Oregna alla statale 50 in comune di Sospirolo nel Bellunese, un cervo è spuntato all'improvviso dal ciglio della strada speronando un SUV che stava transitando con a bordo padre e figlia. La vettura è quindi uscita pericolosamente di strada ed è finita sull'adiacente campo agricolo, per fortuna senza conseguenze gravi per chi era a bordo, mentre il cervo è deceduto. La bambina, visibilmente sotto shock, è stata trasportata dai tecnici del SUEM all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'autovettura, mentre i carabinieri forestali e la polizia provinciale si occupavano della rimozione della carcassa dell'ungulato, e alle 9:30 il traffico è potuto riprendere regolarmente. Dalla cronaca all'attualità, sempre con Stefano Bozzi, prosegue l'emergenza legata all'arrivo dei migranti sul territorio provinciale. Dalla prefettura di Belluno l'invito alle istituzioni a farsi avanti per trovare delle sistemazioni. I
Mi appello alla provincia, ai 61 comuni, alla diocesi, alla Croce Rossa, a tutte le cooperative del terzo settore, alla solidarietà dei privati cittadini, perché siamo alla ricerca anche di un locale nel quale collocare 30 brandine. Aiutateci è la richiesta del prefetto di Belluno Mariano Savastano ad enti e istituzioni del territorio nel contesto della gestione dell'emergenza migranti. Da più di un mese sono stipate in un deposito comunale 30 brandine ottenute dalla Protezione Civile Nazionale, ma non si trova in tutti i 61 comuni della provincia di Belluno un solo locale dove collocarle. Dalla prefettura le richieste alle istituzioni sono partite a tappeto in un grido non solo politico ma umanitario, perché si possa dare un tetto e un pasto alle persone che scappano da guerre e carestie per costruirsi un futuro. Abbiamo il dovere anche morale di fare tutto il possibile per accoglierli. Previsto per oggi l'arrivo di altri 5 migranti che si aggiungono ai 393 già presenti in provincia e di cui 17 sono minori. Se non troviamo al più presto una sistemazione rimarranno per strada, riporta il prefetto, e ancora servono strutture pronte all'uso, non fabbricati inagibili, con riferimento agli immobili resi disponibili da alcuni comuni, tra cui Belluno, che però necessitano di interventi di manutenzione per poter essere occupati. Serve uno scossone, incalza Savastano, e una presa di coscienza pragmatica, poiché anche nella nostra provincia, segnata peraltro a sua volta da un passato di grandissime emigrazioni, si trovino soluzioni strutturali per gestire un fenomeno che verosimilmente non si risolverà a breve. Dal Palazzo della Prefettura a Palazzo Rosso, sede del Comune, il passo è davvero breve, con il gruppo consigliare di minoranza del Partito Democratico che va all'attacco dell'amministrazione De Pellegrin. Per il Partito Democratico la questione del nido di Cavarzano è solo la punta dell'iceberg delle difficoltà della Giunta De Pellegrin. La mancata approvazione del bilancio consolidato, che ha comportato il blocco delle assunzioni e l'impossibilità di prendere in carico 10 bambini, è per i Dem la riprova da un lato di gravi carenze nella conoscenza della macchina amministrativa, dall'altro il sintomo di mancata comunicazione tra assessorati e uffici. Dopo l'ennesimo boccone amaro di un consiglio comunale definito inconcludente per la mancanza di risposte e insufficienza nel livello del dibattito, per il gruppo guidato da Claudio Bettiol è l'ora di fare il punto sulle maggiori criticità in essere. Oltre al nido di Cavarzano, la precaria gestione dei migranti, la crisi del trasporto pubblico, l'assegnazione degli impianti del Nevegal, i lavori dell'area ex Agip Ponte Veneggia sono solo alcune, ma il vero grido di protesta è nel continuo bypass al Consiglio Comunale. Quello che si evince proprio è questa scarsa volontà di coinvolgere il Consiglio Comunale, che è l'organo eletto dai cittadini, di collaborare. Noi l'abbiamo fatto e dimostrato di farlo in più occasioni, mentre da parte del sindaco c'è stato sempre un appello alla collaborazione, ma nei fatti, nelle commissioni, nei consigli comunali non si vogliono trattare temi importanti. Come riguardo alla questione della diga del Vanoi, ritenuta dalla maggioranza come esclusa dagli ambiti di competenza del Consiglio, e a cui la minoranza risponde che è proprio in Consiglio Comunale che si debbono esprimere le posizioni sulle questioni di interesse pubblico, specialmente se ci si trova nel comune capoluogo. Idem per le Olimpiadi. Insomma, l'appello del PD è quello a un maggior coinvolgimento del Consiglio e un auspicio di un repentino cambio di marcia nell'operato dell'amministrazione. E questa amministrazione è stata eletta 1 anno e mezzo fa e quindi sicuramente la marcia la dovrebbe avere innestata, quando pare invece che sia ancora in una situazione di folle. E chiudo con un aggiornamento di cronaca sindacale. Gli ex dipendenti di Safilo di Longarone, destinati al passaggio a Telios e a Innovatec, le due aziende che hanno rilevato i rami d'azienda ritenuti non più strategici dalla società dell'occhialeria di Padova e perciò dismessi, hanno oggi sottoscritto la liberatoria ex 411 codice di procedura civile, posta come condizione necessaria per l'assunzione presso i nuovi datori. Lo riferiscono le organizzazioni sindacali, precisando che, convocati in ordine alfabetico, quelli che oggi si sono presentati corrispondono a circa il 75% del totale, mentre i rimanenti dovrebbero siglare il documento nella giornata di domani. Dei circa 450 lavoratori complessivi in carico a Safilo, circa 250 passeranno così a Telios e gli altri a Innova.
Novatec Nuco, guidata dall'imprenditore friulano Carlo Fulchir. Il rientro in produzione avverrà a Scaglioni a partire dai primi giorni di novembre. Gli addetti in attesa della chiamata, tutti entro il 2025, avranno assicurata la cassa integrazione, a cui si aggiunge un assegno conferito da Safilo tale da ripristinare le condizioni di retribuzione attuali. Così dunque sul fronte della cronaca sindacale il fronte Safilo. Ed è tutto anche per questa edizione, non ho ulteriori aggiornamenti né da Belluno né dalla Marca Trevigiana. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Continua il via vai di perturbazioni sull'Italia, ancora maltempo e rischio di fenomeni intensi. Vediamo il dettaglio di giovedì 26 ottobre. Sul Veneto la giornata trascorrerà con un tempo inizialmente asciutto, tuttavia il cielo risulterà spesso nuvoloso. Precipitazioni dapprima assenti, dal pomeriggio sera, e ce lo mostra la grafica, rovesci più diffusi. Temperature stazionarie minime sugli 8-13 gradi, massime tra 17 e 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo anche qui coperto con qualche sprazzo di sole inizialmente. Dal pomeriggio piogge e temporali che con il passare delle ore tenderanno a peggiorare e divenire intensi. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, massime sui 18-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarranno le nubi con precipitazioni diffuse soprattutto nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno agli 8-10 gradi, massime sui 20 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.